Buonasera a tutti, oggi è sabato 4 gennaio e con oggi sono 226 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, guardate che tramonto fantastico che c'è questa sera. Come potete vedere, sì, in questo momento io mi trovo alla base della gru, cioè su questa sorta di nave che sostiene ehm, questa gigantesca gru galleggiante. E perché vi faccio vedere questo? Perché per rispondere ogni tanto sono costretto a farlo questa narrazione di questo sindaco che attraverso i suoi fake troll, i suoi sostenitori, o odiatori, no? Queste persone che sapete che hanno bisogno di discreditare in tutti i modi questa manifestazione proprio perché è una manifestazione estremamente forte, ehm, causata proprio, come sapete, dall'inerzia, l'incompetenza e soprattutto le furberie di questa classe politica e istituzionale di questa città, che hanno costretto un uomo come me, pacifico, da 7 mesi eh, a, su questa gru, a vivere su una gru, su questo oggetto che come vedete è terrificante. E hanno bisogno di passare appunto questa narrazione proprio per minimizzare anche il gesto, no? Perché è evidente che è talmente forte, talmente disumano, crudele e soprattutto sono colpevoli di aver creato questa situazione che davanti all'opinione pubblica sentono il bisogno di minimizzarla, no? Raccontando che io scendo dal pontone e vado a casa a dormire, a mangiare e magari vado in giro anche per i locali. È pazzesco. Da questo pontone non si sale, non si scende, come potete vedere. Lì c'è un cancello e qui davanti al pontone c'è una guardia giurata, vedete lì c'è l'auto davanti proprio alla passerella e c'è sempre H24 giorno e notte una guardia giurata che è quella che vedete lì, che controlla e presidia l'agro Ursus, per cui di qua, da questo pontone, non si sale e non si scende nessuno. Il primo e soprattutto il sottoscritto, anche perché se dovessi scendere solo una volta non mi lascerebbero più risalire. Questo è evidente, blinderebbero la gru affinché io non possa più risalire. E quindi questa narrazione ovviamente è totalmente falsa, è evidente perché pensate che insomma sentono il bisogno di raccontare cazzate di questa portata e non hanno altri argomenti seri, concreti, umani, anche di semplice buonsenso, di coscienza, che raccontare stupidaggini alla gente nella speranza che qualcuno abbocchi e, e- e- e renda tutta questa manifestazione un po' più, diciamo, umana. E di umano questa manifestazione non ha niente. Insomma, un sindaco che ha preso per il culo un cittadino, un imprenditore, e lo costringe da 7 mesi a stare su una gru senza cercare minimamente di trovare delle soluzioni serie, concrete, ma soltanto raccontando cialtronate di questo tipo, questo vi già dà la dimensione del livello intellettivo, culturale, umano di questo sindaco che si chiama Roberto Di Piazza. È drammatico, però questa è la situazione. Come sapete, questo ormai è il sindaco conosciuto ormai in tutta Italia per il suo dito medio, un sindaco che non si fa neanche di nessun scrupolo davanti a delle bambine, che va in giro salutando col saluto romano. Insomma, voglio dire, un uomo che ha queste cose dentro il cervello, va da sé che tutto il resto cioè, va di conseguenza. È chiaro che poi dopo non c'è da stupirsi se poi lasciano un uomo
da 7 mesi su una gru alla ghiaccio, perché fondamentalmente io qui sono alla ghiaccio 24 ore su 24 da 7 mesi. Qui non ci sono punti di riparo in questa gru, se non quello che ho costruito a quell'altezza, vedete dove c'è il cartello poco sopra, il cartello 150 tonnellate, io mediamente sto lassù, poi scendo qua giù ogni tanto proprio per potermi riscaldare, no? Cammino su e giù per questo pontone, oppure su e giù per la gru, proprio per poter riuscire a mantenere una temperatura del corpo accettabile, perché è l'unico modo per me per riscaldarmi, non c'è altro sistema. Qui non ci sono posti di riparo, perché vi avevo già fatto vedere già una volta, ve lo rifaccio vedere. L'unico punto che poteva essere fruibile per potersi riparare poteva essere questa cabina, ma come vedete è chiusa da un lucchetto, e comunque anche se fosse aperta non l'avrei neanche usata. Ma in ogni modo questo è l'unico punto umano, tutto il resto è proprio tutto sporco, arrugginito, un ricovero per uccelli, per colombi e gabbiani. E, quindi niente. Ogni tanto bisogna che vi faccio vedere questa cosa e vi spieghi esattamente come funziona su questa gru. Ecco, questa è la gru in tutta la sua altezza. Ve la faccio vedere anche da più angolazioni, perché forse così dalla base, dal pontone forse non l'avete vista molte volte, mi vedete spesso lì in cima, ma dal pontone raramente. Ecco, così adesso avete una visione totale della gru dalla sua base. Ecco. Che dire, in questi giorni, come vedete, guarda, il tempo è stato veramente clemente, c'è una temperatura almeno di giorno eh, mh, accettabile, no? Non fa troppo freddo, e devo dire la verità, per me è veramente una benedizione divina riuscire ad avere queste temperature a fine dicembre e questi primi giorni di gennaio. Perché qua di solito, insomma, qui a Trieste, per chi non è a Trieste, quando arriva la bora è veramente pesante. E questi diciamo 4 o 5 giorni c'è stato veramente un tempo straordinario. Guardate che tramonto, guardate che spettacolo. E questi sono gli unici momenti di grande bellezza, di estasi che io posso vivere su questa gru, ed è veramente ehm, incredibile, veramente ci si perde nell'infinita bellezza di questo paesaggio spettacolare con questi colori così intensi. Ecco, è incredibile, no? Che davanti a tanta bellezza, no? Ci sia anche così tanta bruttezza. Buona serata a tutti.